Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ospite Attilio Dello Vicario, che è il capo raggruppamento veneto orientale del CISOM. Il CISOM è il Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Ordine di Malta. La vediamo in divisa, una divisa sgargiante, perché il compito del CISOM è quello dell'assistenza. Ha diverso titolo. La cosa che mi ha incuriosito in un comunicato che ho letto rispetto al CISOM è il prestare assistenza ai pellegrini che si recano al Santo di Padova. Adesso poi ci dedichiamo appunto alle attività del CISOM. Possiamo spiegare però, anche se non è il suo compito precipuo, che cos'è il Sovrano Ordine di Malta? Grazie. Allora, l'Ordine di Malta è uno Stato sovrano, senza territorio. Senza territorio, è un ordine religioso. Come Stato sovrano è riconosciuto in tutto il mondo da oltre 100 paesi, da oltre 100 nazioni, e opera nei vari paesi dove è riconosciuto con i suoi corpi di soccorso, le sue associazioni, i suoi corpi di soccorso. Per quanto riguarda l'Italia, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta è il braccio operativo sul territorio italiano dell'Ordine di Malta. L'ordine è un ordine religioso, è una monarchia, essendo uno Stato deve avere un governo, e il monarca, che si chiama il governatore, mi diceva prima, il Gran Maestro viene scelto all'interno del corpo dirigente, che è fatto da religiosi, da frati. Esatto, perché l'Ordine di Malta, essendo un ordine religioso, è composto da frati che fanno i voti dei frati veri e propri. Se non sbaglio è anche presente all'ONU l'Ordine di Malta. L'Ordine di Malta è presente ed è una presenza stabile senza voto all'ONU, ma è presente in tutte quelle entità a livello mondiale che si occupano di umanitarie, assistenziali e mediche. Allora, in altra occasione cercheremo di approfondire con un altro ospite proprio le caratteristiche e le peculiarità di questo Stato, devo dire, del tutto particolare, che è appunto l'Ordine di Malta. In questo caso, adesso invece parliamo del CISOM, che è il corpo di soccorso, diciamo, il braccio operativo. Quali sono i compiti del CISOM? Parlavo prima di assistenza, però... Allora, oltre all'assistenza c'è il primo soccorso e in qualunque situazione di emergenza a livello nazionale o di bisogno a livello locale. A livello nazionale facciamo parte di quella che è la protezione civile nazionale e quindi in caso di emergenza veniamo attivati come corpo nazionale. Abbiamo la nostra colonna mobile che è composta da tende, la cucina, qualunque attrezzatura possa servire per portare supporto alla popolazione che è in difficoltà in caso di emergenza. Non ultimo gli ultimi terremoti che ci sono stati, adesso con l'alluvione eravamo presenti a Genova, oppure siamo presenti quando ci sono grandi manifestazioni, per esempio a Roma con l'ultimo giubileo che c'è stato, siamo stati presenti a livello sanitario con l'Ordine di Malta, mentre invece a livello locale ogni gruppo locale, che di solito è sulla base comunale o provinciale, ha delle peculiarità, delle specialità. Per quanto riguarda Padova, Padova ha un indirizzo sanitario. Come indirizzo sanitario, ecco che il posto di soccorso in Basilica del Santo ci permette tutte le domeniche mattina dal 2000, perché questo posto di soccorso è stato instaurato con il giubileo del 2000 per i pellegrini, e sono presenti al posto di soccorso medici, infermieri, volontari e psicologi in supporto ai pellegrini in difficoltà, e non solo, perché ci sono anche altre persone in difficoltà che ruotano attorno alla Basilica.
Sì, così di primo acchito verrebbe da pensare che è un posto di soccorso di disoccupati, tra virgolette. In realtà qual è il tipo di intervento che vi viene richiesto? Allora, siamo tutti volontari. Sì. No, da disoccupati per l'intervento, sì, sì. Non penso ci sia tanta gente che si sente male in Basilica, mi auguro. Allora, mediamente gli interventi prettamente sanitari per cui è richiesta la presenza del medico o dell'infermiere sono dai 2 ai 4 interventi durante la giornata, perché non teniamo conto che intanto un ringraziamento alla Basilica che ci ha dato questa opportunità, perché è la Basilica che ci ha messo a disposizione gli spazi per un servizio però. Sì, sì, un servizio che è insito in quello che è il volontariato del corpo di soccorso, cioè mettersi a disposizione per gli altri. E questi interventi... Infatti il titolo della puntata, che è in latino, è proprio il motto del CISOM. Esatto, seduli in accurrendum e alacres in soccurrendo. Praticamente ci sono interventi sia a livello medico, che richiedono la presenza del medico, che interventi più di supporto e di assistenza, per esempio anche la mamma che deve cambiare il bambino in un luogo protetto, la persona che magari ha bisogno anche solo di una parola perché è in uno stato di difficoltà. La Basilica è luogo di arrivo delle persone che chiedono un qualcosa, che cercano un qualcosa a livello di spiritualità. A volte sono persone che stanno già male e vengono da Sant'Antonio a chiedere un aiuto. E sono persone che stanno già male, quindi magari fanno parecchia strada, vengono anche da fuori Padova, vengono da fuori regione. Per loro queste persone che stanno male, se stanno male a Padova e vengono da fuori, sono 2 volte in difficoltà, perché magari fanno parte di quelle comitive che vengono in autobus e devono ritornare, poi tutto l'autobus deve ritornare da dove sono venuti. Ecco che noi cerchiamo di andare incontro a queste persone supportandoli il più possibile e se non è un intervento che necessita di un soccorso vero e proprio da parte del 118, i nostri sanitari visitano la persona e gli danno dei consigli dicendogli: quando ritorni vai dal tuo medico, digli questo, questo e questo, puoi fare altre cose. Ecco, se invece sono necessità imminenti, ecco che viene attivato il 118. Le autorità sanitarie. Lei prima accennava al fatto che siete dotati di una colonna mobile. Sì. Io in altre realtà italiane ho visto anche le ambulanze diciamo logate Sovrano Ordine di Malta, ma tutto questo su base volontaria? È tutto su base volontaria, a livello nazionale ci sono dei finanziamenti che arrivano dalle convenzioni che vengono fatte, per esempio in questo momento siamo impegnati a Lampedusa H24 365 giorni all'anno. Non volontari, o quanti siete? In quel caso l'Europa e il governo italiano danno dei finanziamenti per quel servizio. No, certo, però voglio le persone che sono lì saranno persone... Allora, ci sono sia persone che ricevono, non è uno stipendio, è un rimborso spese, ok? E ci sono volontari, per esempio io ho fatto più missioni e anche molti altri volontari hanno fatto più missioni da una settimana con le nostre serie. Quanti siete in Italia del CISOM? In Italia siamo circa 4.600. Sì, beh, non è tantissimo, cioè 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, a Lampedusa che proprio dietro l'angolo non è. È una scelta e poi ci sono persone che fanno anche un mese e che hanno dei rimborsi. Però non sono certamente, è sempre però su base volontaria. Ecco. Lei è il responsabile del raggruppamento del Veneto Orientale, oltre che a Padova dove siete presenti? Siamo presenti a Venezia, a Venezia e per esempio a Venezia loro fanno un servizio simile al nostro nella Basilica di San Marco. Siete deputati alle chiese voi di grande l'Ordine di Malta è un ordine religioso.
e quindi diciamo c'è verso il pellegrino, si è portati anche un'attenzione particolare. A Treviso siamo più presenti a livello logistico. Mestre, cosa vuole dire? Vale a dire se ci sono missioni dove tipo emergenze, che non hanno bisogno principalmente di cose sanitarie, il gruppo di Treviso interviene spesso. A Mestre, il gruppo di Mestre è in supporto del gruppo di Venezia o di Padova, sia a livello sanitario che a livello logistico. Il gruppo di Chioggia, anche loro stanno crescendo in questo momento e fanno sia sanitario che logistico. C'è il gruppo di Sant'Onà che invece è principalmente sanitario, però ci sono persone molto esperte e quindi quando ci sono da montare campi di accoglienza o attrezzature sono sempre presenti. Ecco, perché oggi uno sceglie di fare volontariato nel Sovrano Ordine di Malta piuttosto che nella Protezione Civile, nella Croce Verde, in altre realtà che occupano lo stesso spazio più o meno? Questa è una domanda, allora io posso parlare della mia esperienza. Sì. Mia esperienza in un momento in cui ci si stava un po' mettendo in gioco, sono stato avvicinato perché mi stavo avvicinando un po' al volontariato, ma lo seguivo come non attivamente. Sono stato avvicinato da una persona che si occupava di volontariato e mi ha illustrato l'Ordine di Malta, cioè con le sue peculiarità di questo spirito religioso, di questo spirito religioso che c'è per il volontario, quindi vicino a quello che è la religione e la Chiesa, perché siamo il braccio operativo di un ordine religioso, ma che nel contempo può essere anche laico, perché un volontario oggi all'interno dell'ordine, all'interno del corpo di soccorso dell'Ordine di Malta, può trovare sia lo spazio per crescere a livello religioso, in quanto abbiamo i nostri assistenti spirituali, la parte laica può crescere anche per quanto riguarda la parte laica, che è quella più di protezione civile e di impegno sul territorio, di servizio. Grazie. Grazie ad Attilio Dellovicario, che ricordo essere il capo raggruppamento veneto-orientale del CISOM, che è il corpo italiano di soccorso del Sovrano Ordine di Malta. Qualcosa in più abbiamo scoperto rispetto alla vostra realtà? Stava dicendo qualcosa? No, grazie a voi. Di nulla. Per noi che siamo una piccola realtà è importante, anche questi incontri sono importanti per farci conoscere. Grazie a voi per il lavoro. Grazie. E a voi per averci ascoltato. Alla prossima.